Abbiamo parlato con la Commissione parlamentare dei problemi assicurativi, abbiamo parlato dei problemi del personale, abbiamo parlato della situazione delle indagini, hanno fatto un sopralluogo a visitare sia la parte attualmente inutilizzabile perché è danneggiata o distrutta, sia la parte che ha ripreso parzialmente l'attività, e poi hanno sentito i vari protagonisti degli enti pubblici che conoscono bene la situazione, ARPA, Vigili del Fuoco con i loro uomini di polizia giudiziaria, hanno sentito il comune e poi ci siamo salutati. Noi siamo tranquilli come lo siamo sempre stati, un evento del genere purtroppo non ce lo potevamo aspettare, eravamo chiusi per ferie, diversamente da molti altri incendi che si sono verificati in periodi lavorativi presso altri impianti. Da noi è successo in una giornata di ferie, il 18 di agosto. Non sappiamo cosa pensare, vedremo un po' le indagini come si concluderanno. Mi pare che elementi sostanziosi in un verso o nell'altro non ne siano emersi fino ad ora. È emerso che purtroppo questa è una delle situazioni simili, molto simili, troppo simili ad altre situazioni di incendio che si sono verificate in Veneto nel corso degli ultimi anni, in particolare sul sistema del ciclo dei rifiuti, sistema virtuoso che dovrebbe garantire l'economia circolare, cioè la possibilità di recuperare da rifiuto materia prima e seconda. C'è evidentemente qualcosa che non torna, che non funziona nel sistema e quindi dobbiamo capire se ci sono infiltrazioni mafiose, se invece c'è semplicemente un accadimento casuale, se ci sono delle precauzioni che anche dal punto di vista legislativo e normativo possiamo assumere come Parlamento per ridimensionare il rischio fino a cancellarlo, anche perché questi eventi purtroppo producono preoccupazione nella popolazione legittima, nei dipendenti, creano situazioni di disagio e naturalmente danni e rischi ambientali e sanitari. La Commissione ovviamente ha effettuato un sopralluogo per acquisire elementi nell'ambito dell'indagine, tutte le autorità si sono attivate, quindi credo che dobbiate rivolgervi principalmente a chi ha il compito di effettuare queste verifiche. Insomma. La Commissione con me è stata muta, quindi non ha detto niente, quindi adesso farà le sue indagini e le sue opinioni. Lei si è fatto un'idea, Sindaco? No, tante idee, pensate tantissime, però non posso dire quello del mio pensiero, insomma, ecco. Uno della Commissione ha detto che tante volte quando ci sono rifiuti la mafia al 90% è dentro. Sì, questo lo pensiamo anche noi, perché anche il prefetto ha fatto un'indagine un attimo, ha detto 7 incendi nel giro di 2 anni, 3 nella provincia di Treviso, vuol dire che qualcosa c'è che non va, sicuramente. Questo l'ha detto il prefetto prima, ha spiegato le date e i luoghi dove è successo questo. Quindi sono cose ufficiali che voi sapete benissimo, basta un po' di indagini, sapete benissimo dove si trovano e quando sono successi.